Nihil mutare vel facere de factis et statu loci, sine ipsorum consiglio suorunque successorum. Un salut cordial di Fogolar Politic per un resonament che nos al domande la nostra storia. Voi ossin ai 12 di marzo e ai 12 di marzo del 1240 vot Udin, città di Poc, vocentans che stan, per volontà dal patriarca Bertolt di Aquilea riceveva come comunità un riconoscimento un evoro importante, forse il più importante di quei privilegi che in che date il sorestan massimo istituzionale di questa Europa riferiva ai teams. Patriarca Bertolt Todesc, figure grande internazionale in che volte prometteva ai cittadini di Udin che non varesse mai cambiare nuie della loro costituzione, de costituzione delle località, senza dal loro consiglio. Prospettando così un principio di credit politico, di condomini di sovranità per comunità cittadine nostrane. Un aspetto non mai resonata vonda, in particolare in giornate di Vue, insomma, con un popolo faziore montato in scagni, sia i sorestans, e anche un culturam che non rinteressa massa, c'è che è stato prima che fosse in Asus, massime si va in Daur di Centains e Tins dai Nonos, ma insomma la storia è lontana e storie passate e non interessa più di tante e non spieghe e non gli spieli pal tempo presente. E ben, migo ben. Queste idee che c'è che l'estate finite lì, migo ben. Una storia, l'idea di storie ridotte a un plaisir, con che va bene, a un plaisir estetico, un gusto al savè, o di faviodi che si sa. Scuse per scrivere libri, per farsi viodi savins, per darsi un air, ma insomma vonde lì, une mostre, un libri, ecco, una curiosità, un passatempo che è la storia, magari così no, tan dispes, tan nestri Friul, là che si fa vele, anche tant di storie, ma tan dispes non si le considera come un reclam al ragionamento sul voi. E invece che di Udin avresti, per esempio, di pensare per ore a di queste loro storie c'è tan lontane. Allora dovresti far pensare, per esempio, che con tutte le invasioni che sono state, che di Udin, per esempio, quasi sempre, e hanno votato se sottomettisi o no all'invasore. Un tanto non è stato sulle grandi guerre dal secolo passato, su che dai teens di Napoleone, però per me hanno giurato l'Austria, compagni di tutti i Furlans, e hanno votato poi dopo il plebiscito, forme pro forme dal 1966, per unione con l'Italia, e quando sono stati le guerre, si passati le dominazioni dal team medievale e dal team subito dopo, che di Udin e hanno votato, dice bande che avevano dimettisi. Autori della loro storia, allora, sì, autori della loro storia, anche a vonde autori della storia, tiras di una banda, tiras di che altre, naturalmente, avvenimenti des sforzi, ma autori della loro storia. Dunque, una storia che non permette di vai tante il muart e di rifilare altri dal tutte le responsabilità, dice che all'estate. Anche dunque però un reclamo appunto a responsabilità propria come comunità, a una tradizione di sovranità per dret o per le dros che queste nostre comunità cittadine e avresse anche di portare in DDV
per un ragionamento sui podessi e delle loro maniere di gestire in giornate di comune. Queste allora, queste giornate di sovranità nostrane di Udin, mai celebrate, se no per loro conto, insomma, incidin dai valenti cittadini di Fogolar Civic, il movimento culturale civis che viene fuori di lì, Fogolar Politic, e queste giornate varesi di clamà, ecco, varesi di clamà in allora a resonà tal vue sui rapporti tra Stato e Comuns. Non commentava queste giornate, ma queste giornate in più non si reclama, queste ricorrenze in più non si reclama a un ragionamento su che, in che direzione. È un tante perché il lavigni di un mondo globalizzato anche il Nestri si giù par da bon anche sui centri locali, si giù sulle città spicciulis e grandi, sulla loro capacità di dadoglie, ma anche di rappresentare tiaris, territoris, vilis, insomma, le loro componentis e le loro identitas plusors che vengono a formalis. Allora, riguarda queste ricorince sotto votazione di comune, a Udin, queste giornate di sovranità cittadine, all'udì sala corre reclamai aspirant sorestanza a compis più grandi loro, sì, anche no. È stata un'epoca in che in Italia no dome si pensava che il cittadino in te società talvez di essi calcolato per imperador, insomma, prim paron dal suo destin, dal senso di una comunità con parsore nessun altri e parone dal suo des decisioni sul suo avvenire. Questa era l'idea di teams lontanons, ma non idee fatte per distruggi, per buttaiù, l'idea del senso, la prospettiva di un'unione di tanti stiaris e di tanti popolazioni che l'Europa è all'estate sicur il spieli dall'imperi roman-germanici. Che il timp lì, che il cittadin si calcolava imperador de società, che il timp culì al torne e oscugnarin sei all'altezza. Un man di gentil,